36 ore ininterrotte di pioggia e vento hanno messo a dura prova la tenuta idrogeologica del Bellunese. In alcuni casi i danni sono evidenti, frane e smottamenti concentrati per lo più nelle zone della Val Belluna e del Feltrino. Il Piave è sorvegliato speciale. Allo sbarramento di Busca e l'acqua impetuosa si è ripresa agli spazi del letto inariditi da periodi di prolungata siccità, comportata prossima alla seconda soglia di allerta. Abbiamo avuto precipitazioni piovose cumulate di oltre 150 mm in alcune zone del Bellunese e del Vicentino. Questo ovviamente ha comportato alcuni disagi, alcuni allagamenti localizzati, alcuni smottamenti che hanno interessato anche la viabilità. Sulla 251 della Val di Zoldo le prime avvisaglie ieri sera, quando la strada è stata chiusa per una frana a Soffranco. Veneto Strade al lavoro per rimuovere il materiale che ha invaso la carreggiata e al momento per precauzione si circola a senso unico alternato. Si è lavorato anche sulla 348 Feltrina per la rimozione del materiale che ha interrotto la strada fra Feltre e Quero, così come a Cibiana di Cadore per uno smottamento all'ingresso del paese. Restano chiuse la provinciale della Valle del Mis e la 33 di Sauris nell'intero tratto bellunese. Anche il vento ha fatto la sua parte con raffiche tese di Föhn. In questa fase stanno crescendo i livelli di alcuni corsi d'acqua. In modo particolare abbiamo chiesto l'apertura del canale scolmatore Adige Garda, che ha lo scopo di preservare Verona e il Polesine da rischio allagamenti. In queste aree del Veneto si resta ancora con il fiato sospeso, l'allerta da arancione è passata al rosso e così sarà fino alle 20 di domani. Per tornare in provincia di Belluno, la segnalazione del monitoraggio delle storiche frane in Cadore, quella di Cancia a Borca e quella della Busa del Cristo a Perarolo. A Feltre ancora disagi sulla strada panoramica dove è crollato di nuovo il muro di sostegno. Siamo intervenuti subito col personale del comune, che ringrazio per la disponibilità e per aver sacrificato la notte in effetti per risolvere questo problema. Abbiamo intanto bloccato la strada e con la carenza di strade di comunicazione che ha la città di Feltre, quella strada è assolutamente nevralgica. Si pensa a lavori di ripristino per consentire la riapertura della strada in tempi brevi, poi con gli uffici l'amministrazione studierà un intervento risolutivo con la formula della somma urgenza. Disagi anche sulla linea ferroviaria interrotta per smottamenti fra Feltre e Quero. RFI ha avviato subito le ricognizioni del caso e ha predisposto il servizio di pullman sostitutivi.